Tragedia sul lavoro, 65enne precipita nel compattatore della carta e muore stritolato. Giallo sulla scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon, sconvolte le comunità di Tezze e Rosà. Incidenti a Cassola e Valbrenta, traffico in tilt lungo la strada statale 47 Valsugana. In attesa dei lavori al Tempio Ossario tornano i visitatori e una palestra di memoria. L'assessore Filippo Giacinti assicura che il bilancio sarà approvato entro aprile, tasse invariate. Tornano in tavola i popi, i biscotti della tradizione legati all'Epifania, raccontati da Roberto Frison. Anziano muore sul colpo dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Il Citta vola con Anastasia, mentre il Bassano si prepara ad affrontare il Legnago Salus. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano. Come avete sentito dai titoli, a pochi giorni dall'inizio del 2026 si è registrata purtroppo la prima vittima sul lavoro. A Borgoricco un autotrasportatore è morto dopo essere precipitato nel compattatore della carta. Una fine orribile. È scivolato nel compattatore della carta che lo ha stritolato. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno la prima vittima sul lavoro si registra a Borgoricco, nel Padovano. Si tratta di Fabrizio Braghetto, autotrasportatore di 65 anni, residente ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. La tragedia è in via dell'Industria, all'esterno dell'azienda Rizzato Calzature. Il dipendente, intorno alle 13, per cause in corso di accertamento, è precipitato all'interno del compattatore della carta che si trova nel piazzale esterno dell'esercizio commerciale. A dare l'allarme i colleghi che hanno allertato i soccorsi, ma quando le prime ambulanze e l'elisoccorso partito da Padova sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 65enne. Troppo gravi i traumi da schiacciamento riportati. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal per i rilievi che dovranno chiarire l'esatta dinamica di questo ennesimo dramma sul luogo di lavoro. Il sindacato UIL chiede che la sicurezza sia un tema prioritario perché il 2026 non venga funestato da altri infortuni mortali sul lavoro. I numeri fanno paura. Abbiamo fatto un calcolo, 1200 morti all'anno, negli ultimi 10 anni sono morte più di 10.000 persone. È un dramma assoluto. Cordoglio da parte del sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron, che ha espresso tutta la vicinanza alla famiglia della vittima. Sul posto è arrivato il figlio, confortato anche dal sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella, che ha raggiunto subito il luogo della tragedia. Già in pensione perché stava facendo gli ultimi così mesi di lavoro, perché poi gli sarebbe scaduta la patente del camion, quindi così dopo pensione faceva qualche lavoretto per conto della ditta come Rizzato, purtroppo con molta probabilità si tratta di un incidente, di una disgrazia appunto accaduta nel momento sono alla pausa pranzo, prima della pausa pranzo. Adesso ovviamente stanno facendo gli accertamenti, certo che siamo davanti a un dramma che ci lascia veramente con tanta amarezza e tanta tristezza. Sconvolte le comunità di Tezze e Rosà dopo la notizia della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon. Era stato consulente della battaglia contro gli autovelox irregolari. Sono ore di angoscia dopo la scomparsa di Antonio Menegon, l'ingegnere di 78 anni, consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari di cui non si sa più niente da giorni. Tutte le ipotesi sono aperte e gli inquirenti stanno lavorando in maniera serrata per rintracciare il perito impegnato in svariate lotte per la sicurezza degli automobilisti sulle strade di tutta Italia, oltre alla nostra regione. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta da anni, gestisce una galleria d'arte in via Garibaldi a Rosà ed è proprio qui che i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per le ricerche, hanno rinvenuto le chiavi di casa, un PC ancora acceso, il telefono cellulare e all'esterno dello stabile il furgone e l'auto dell'ingegnere. Cosa possa essere accaduto è un giallo che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. È una notizia che arriva all'inizio dell'anno, che ci stupisce, che ci sorprende in maniera negativa, che ci preoccupa anche. Non è bello avere di queste notizie e siamo vicini ai familiari, alle persone care all'ingegnere Antonio.
Antonio. Un'amara sorpresa, perché effettivamente questo signore lo si vedeva girare anche qua per i nostri uffici per delle pratiche di tipo amministrativo. Io l'ho ricevuto un paio di volte anni fa, adesso recentemente non lo avevo perso di vista, e la comunità è scossa proprio perché non si sa assolutamente dove sia andato a finire questa persona. Noi avevamo incontrato Menegoni in più occasioni, a seguito anche di una vicenda che lo aveva riguardato di persona, quando a causa di un sottopasso non segnalato adeguatamente era rimasto incastrato con il suo furgone. Da allora aveva portato avanti una battaglia che noi avevamo seguito passo passo e che era finita anche sulle reti nazionali. Intanto è ancora la sindaca Mezzalira che lancia un appello al nostro microfono. Visto l'anomalia di questa scomparsa, visto la preoccupazione che sicuramente stanno vivendo i familiari e le persone a lui care, chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa e possa segnalarlo alle forze dell'ordine, perché può essere d'aiuto nelle indagini. Il primo a dare l'allarme e a segnalare la scomparsa dell'ingegnere Menegone è stato Antonio Tognoni, referente dell'Unione Consumatori con cui il 78enne lavorava da anni. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Io ho provato a contattare Menegon, però dopo numerosissime telefonate, tentativi di chiamare l'ingegnere andati a vuoto, ci siamo un po' preoccupati e io sono andato a casa sua e niente, ho trovato casa sua vuota, tutto sbarrato, e poi mi sono recato sul luogo del suo studio dove lui ha anche una galleria d'arte, e lì ci siamo resi conto che c'era una macchina parcheggiata, la sua macchina parcheggiata e il suo furgoncino e la porta chiusa. A quel punto abbiamo chiamato i carabinieri, abbiamo chiesto di contattare magari la sorella, ci siamo recati lì, abbiamo chiamato i vigili del fuoco e con i vigili hanno forzato le porte, siamo entrati e di lui non c'è traccia. Tra l'altro anche il telefono cellulare l'avete trovato nel suo ufficio? Il telefono cellulare era sul tavolo, infatti i carabinieri hanno esaminato anche quello, stiamo cercando di capire se c'era scritto qualcosa. Diciamo che lui aveva mandato anche un messaggio a un altro ingegnere dicendo che, non so, era stanco, aveva dei problemi, non so. Io più di tanto non so perché... Ma che idea si è fatto lei? Non lo so, guardi, io sono estremamente preoccupato perché lui mi parlava spesso dei problemi che aveva avuto quando stava facendo le indagini su ordine della Procura di Cosenza sui Velox. Insomma, non si era fatto molti amici nell'ambiente, era abbastanza temuto. Non si scarta neanche una possibile ritorsione, quindi? Mi auguro di no. Lui però aveva avuto quell'episodio l'anno scorso che ignoti gli avevano dato fuoco alla macchina. Vedremo, speriamo bene che magari i motivi siano altri e si possa concludere in maniera positiva questa situazione. Ci spostiamo ora a Bassano del Grappa. In attesa dei lavori al Tempio Ossario tornano i visitatori da lontano. Dopo anni di attese e battaglie partono finalmente i lavori al Tempio Ossario, o almeno sono destinati a partire entro pochi giorni gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza della facciata del Sacrario, che ospita i resti di oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale. Per i bassanesi e per chi vive in zona, le due torri sono una presenza viva e costante nel profilo della città. Ma per chi viene da fuori una visita al Tempio Ossario è un esercizio di memoria che difficilmente si può eseguire in altri luoghi. Noi abbiamo anche una certa sensibilità perché venendo dalla Val Camonica abbiamo appena oltretutto fatto una serata proprio sulla Grande Guerra al Ponte di Legno, dunque avevamo una sensibilità un po' rinfrescata da questi eventi, perché effettivamente è bello, secondo me è molto bello che ci siano questi luoghi che ci riportano alla memoria quello che è stato il passato, che non ci sta insegnando molto, però c'è stato. Noi siamo di Trento e sono passato 1000 volte vicino a Bassano, non mi sono mai fermato, a dire la verità. E oggi abbiamo deciso di fermarci e ci è piaciuta parecchio. Siamo usciti con la consapevolezza che le guerre alla fine portano molta tristezza e molto dolore e non so quanto siano utili alla fine dei conti. Ricordi sicuramente non belli per quello che è stato, però anche ti fruttificano, nel senso stiamo in una nazione, noi abitiamo Ravenna di Lugo, però è tutto vicino, quindi ti fa credere cos'era il patriottismo italiano a quei tempi. La memoria ci deve insegnare noi che abbiamo una certa età, dobbiamo ai nostri nipoti ricordare
quello che è successo, perché ahimè è sempre all'ordine del giorno, però è giusto la memoria e tenerla fresca non fa male. A conti fatti è impossibile uscire dal Tempio Ossario senza portarsi appresso un insegnamento, un monito, un ragionamento su quel che è stato. Ma sono in tanti che chiedono perché il restauro sia destinato solamente alla facciata, con la rimozione delle transenne all'interno che viene solo inserita fra le ipotesi. Un intervento che rischia di rimanere zoppo, un treno di quelli che poi non passano più. È un territorio la cui voce è rimasta troppe volte inascoltata nelle stanze che contano, a Roma, dove si prendono le decisioni importanti. Regione in esercizio provvisorio, ma l'assessore al bilancio Filippo Giacinti assicura che il bilancio sarà approvato entro aprile. Tasse invariate, la manovra varrà 18 miliardi. Il Veneto resta per ora in esercizio provvisorio, ma l'assessore regionale al bilancio Filippo Giacinti rassicura: sarà approvato entro aprile e non ci saranno aumenti di tasse. L'esercizio provvisorio consente di spendere solo in dodicesimi e non è l'assetto ideale per amministrare una regione come il Veneto. Per questo l'obiettivo è di portare in giunta verso il 20 gennaio le direttive che permettano l'approvazione dei primi 3 disegni di legge entro aprile. La manovra complessiva vale 18 miliardi. L'assessore conferma che l'addizionale IRPEF e IRAP resteranno invariate, almeno finché non sarà chiaro l'impatto del federalismo fiscale. Priorità, dice, sostenere famiglie, imprese e sanità, tenendo i conti in ordine. Resta però il peso del bond da 300 milioni acceso per la superstrada pedemontana veneta, una zavorra che incide sui conti regionali. Ma per Giacinti la strada è quella della gestione prudente, senza allarmismi. Sul piano politico l'assessore di Fratelli d'Italia rivendica la compattezza della maggioranza e assicura: il Veneto continuerà a garantire servizi senza toccare il portafoglio dei cittadini. Chiude Giacinti: lavorare in dodicesimi non è l'ideale, ma stiamo recuperando risorse seguendo le direttive del governo. La priorità è approvare il bilancio e dare certezze ai veneti. Ancora cronaca nera, ennesimo incidente stradale a Carpanè nel tardo pomeriggio di ieri con lunghe code d'auto lungo la strada statale 47 Valsugana. Ore di disagio e code d'auto interminabili lungo la Valsugana a causa dell'ennesimo incidente stradale avvenuto lungo la trafficatissima arteria nel tardo pomeriggio di domenica. Siamo in pieno orario di punta, dal rientro dalla montagna, quando un'auto condotta da un turista tedesco è finita fuori strada all'altezza dell'incrocio semaforico a Carpanè, in comune di Valbrenta, uno dei punti più neri della viabilità nel tratto dell'SS 47. Per causa del vaglio dei carabinieri, una monovolume si è schiantata contro un edificio subito dopo il semaforo e fortunatamente nessuno ha avuto bisogno dell'intervento del SUEM, ma i veicoli sono rimasti praticamente bloccati per lungo tempo, sino a che non sono state ultimate le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell'area. Un copione che si ripete nuovamente, ancora una volta, e che mette sotto i riflettori la criticità di una strada di fondamentale collegamento sud-nord e viceversa, di cui si sta discutendo da decenni senza trovare una soluzione adeguata. Se l'è vista brutta un escursionista 21enne del Padovano, è rimasto bloccato sopra la palestra di roccia in Valle Santa Felicita. Hanno lavorato per ore, sino all'1 di notte, i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino per recuperare un escursionista che si era perso mentre stava scendendo dal sentiero 180 sul Monte Grappa, finendo bloccato su un ripido versante proprio sopra le pareti della palestra di roccia in Valle Santa Felicita. Paura per un 21enne di Albignasego nel Padovano, che ha immediatamente chiesto aiuto agli amici che hanno dato l'allarme. Una volta giunti sul posto è stato individuato grazie alla luce della torcia che aveva con sé. 5 soccorritori si sono avvicinati con i mezzi per poi proseguire a piedi, risalendo con non poca fatica sino al punto esatto dove si trovava il 21enne. Mentre una squadra sanitaria attendeva più a valle, il giovane è stato raggiunto a poca distanza da un salto di roccia di diverse decine di metri. Dopo averlo assicurato, attrezzando anche una calata di un centinaio di metri su un tratto verticale, i volontari lo hanno ricondotto lentamente verso valle, sano e salvo. Una tradizione legata all'Epifania che torna tanto nei ricordi quanto sulla tavola è la tradizione dei Popi, che ci viene raccontata da Roberto Popi Frison. Ciao Romina, ci sono i maestri? Certo, prego.
Lui e Dennis Zilio di Romano, assieme alla sorella Romina, mandano avanti la pasticceria di papà Gildo. Lui invece è Gabriele Signori, figlio del maestro pasticcere Gianni Signori di Vastagna. E questi sono i tradizionali biscotti d'Epifania della Valbrenta, i Popi della Striga, vale a dire della Befana. Popi, che in Valbrenta significa boccia. Li producevano a Vastagna nella vecchia pasticceria del nonno Menego Signori. Tradizione portata avanti dal gran maestro pasticcere Gianni, papà di Gabriele. Nascono nel periodo appunto del dopoguerra in cui non c'erano mezzi e sarebbe stato il regalo per i bambini diciamo più poveri, non c'erano soldi per caramelle, per dolci vari, e sarebbe stato un pane zuccherato. Poi è diventato un biscotto. All'inizio c'erano molteplici forme, c'erano conigli, c'erano scalette, la Befana, c'era il carabiniere, il nulla facente, quello che ha le mani in tasca, e poi c'è l'addormentato. Nel 98-99 è stata chiusa la pasticceria, noi ce li facevamo come famiglia, siccome abbiamo tanti cugini, continuavano a chiederceli, così ci siamo rivolti a un amico di famiglia, Gildo della pasticceria di Romano, e adesso sono rinati qui. Beh, ne facciamo molti perché c'è molta richiesta, la lavorazione è lunga. In cosa viene fatta? Del burro, del zucchero, delle uova, del latte, un po' di lievito, del sale ovviamente, degli aromi, quindi arancio, farina. Pertanto alla fine vengono infornati ed esce un biscotto duro. Esatto, sarebbe un famoso biscotto della nonna, se proprio dobbiamo classificarlo, però fatto con un taglio diverso, voglio dire, infatti per fare un omino del genere ci vuole molta manodopera. Lele, come segni fuori sti popi? Buoni come quelli del mio papà. Peraltro questi biscotti ben si sposano con un bicchiere di vin brûlé, parola di Roberto Popi da Romano. Buona Epifania! Buona Epifania! Buona Veccia! E adesso alcune notizie dal territorio. A Campodarsego nel pomeriggio si è verificato l'ennesimo incidente sulla strada regionale 308. 2 auto coinvolte, 2 persone ferite, l'arteria è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. In altopiano controlli a tappeto per le festività natalizie, una cinquantina le auto fermate, 7 persone sono state trovate alla guida in stato di ebbrezza. Ad Asiago 3 giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga durante i controlli interforze disposti dalla prefettura. Un'auto è stata confiscata perché priva di assicurazione. A Treschè Conca un uomo si è rotto una gamba scivolando sul ghiaccio ed è stato trasportato in ospedale dal soccorso alpino. A Cassola l'altra notte un'auto si è ribaltata sulla rotatoria fra via Speri e la statale Valsugana dopo un volo di diversi metri. I pompieri hanno liberato un ferito intrappolato fra le lamiere che è stato portato in ospedale insieme a altre 2 persone. All'ospedale di Bassano è eseguita con successo dall'equipe guidata dalla dottoressa Erente una nuova metodologia di intervento cardiologico per pazienti con fibrillazione atriale ad elevato rischio emorragico. Servirà a prevenire l'ictus in persone che non possono assumere farmaci anticoagulanti. Sul Monte Cengio il soccorso alpino dei 7 comuni ha contribuito a portare in salvo un escursionista che aveva riportato una frattura e una caviglia. La donna era stata raccolta da un passante in fuoristrada che l'ha consegnata alle squadre di soccorritori. Approfittando della temporanea chiusura delle fabbriche, a Borgoricco è in corso la potatura delle piante nella zona industriale. L'intervento rientra nelle attività di manutenzione del verde pubblico. Altra tragedia sulle strade dell'Alta Padovana, un 74enne è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada Santa Giustina in Colle. A riconoscerlo il sindaco, suo lontano parente. Stava attraversando la strada ma è stato travolto e ucciso da un'auto che l'ha sbalzato a molti metri di distanza. Un impatto terribile è avvenuto lungo via Dante a Santa Giustina in Colle, a 2 passi dalla piazza del municipio. La vittima è Vittorino Muraretto, un pensionato di 74 anni molto conosciuto e ben voluto in paese. Alla guida della Volvo invece un 33enne del posto che arrivava da Villa del Conte. Per l'anziano non c'è stato scampo, il parabrezza dell'auto è andato completamente in frantumi, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto mortale.
I sanitari del SUEM hanno provato a rianimarlo sul posto, ma senza successo. Inutile anche l'arrivo dell'elisoccorso a effettuare il riconoscimento della vittima e ad avvisare i familiari. Il sindaco, arrivato sul posto senza sapere che si trattava di un suo parente. C'era appunto questa salma, quando sono arrivato io ormai non c'era più niente da fare, e nonostante i tentativi da parte degli operatori sanitari, e abbiamo dovuto poi capire chi era, perché effettivamente una persona travolta a piedi sicuramente ho detto è del posto, e purtroppo è capitato a me di fare appunto la brutta sorpresa che era appunto Vittorino, che non è parente diretto ma è diciamo lo zio di mio cugino, quindi c'è una parentela, ma la parentela è più che altro la conoscenza, perché siamo cresciuti assieme anche con mio cugino, e Vittorino era sempre in famiglia ed era veramente una persona che tra l'altro ho visto il giorno prima al bar, che trovavo spesso, una persona che era veramente piacevole parlarci assieme, persona intelligente, anche simpatica e molto anche dedicata al paese sul volontariato. Sul posto per i rilievi carabinieri di Campodarsego e Campo San Piero, che dovranno accertare la dinamica. Non mi permetto di dire nulla perché sarà chi di dovere poi che andrà a stabilire la corretta dinamica dell'incidente. Dietro sicuramente il dolore della famiglia Murareto, quindi dalla moglie Natalina e la figlia Diana e Arianna, dall'altra parte c'è un ragazzo di 33 anni che si è trovato magari davanti un ostacolo all'improvviso e che sicuramente bene non sta, perché poi è stato portato anche lui in ospedale perché era sotto shock. Il conducente e le 2 persone con lui in stato di shock sono stati accompagnati in ospedale. Dal sindaco un appello più generale, non riferito a questo caso specifico. Quando si va a raccontare quello che è successo è troppo tardi, quindi dobbiamo pensarci prima, quindi noi automobilisti stare attenti, ma stare attenti anche i pedoni, perché il fatto che si sia sulle stesse pedonali non vuol dire che si abbia ragione, perché quando sei a ragione è troppo tardi. Passiamo ora allo sport. Il Cittadella parte alla grande nel girone di ritorno di Serie C, grazie a recuperato Anastasia che sigla la rete del vantaggio. Anastasia, che era uno dei pezzi pregiati acquisiti durante l'estate e che poi un brutto infortunio l'ha tenuto lontano praticamente per tutto il girone d'andata. Sergio Gasparin lo sottolinea con forza. Non è un caso che nella squillante vittoria del Cittadella contro la Virtus Verona per 4-1, nella prima gara del ritorno sugli scudi finisca Anastasia, che trova finalmente il gol e lo vive come una liberazione dopo mesi complicati tra infortuni e lavoro di recupero. Con Anastasia sarà un'altra musica? È un Cittadella che in un settore avanzato dove aveva mostrato grandi limiti e dimensioni sicuramente non all'altezza della categoria, questo è un giocatore che può dargli una mano importante, perché ha qualità tecnica e rapidità di gioco in grado di essere un'arma in più a disposizione di Manuel Iori. Il Bassano invece torna in campo domani alle 14:30 contro il Legnago Salus per la prima trasferta dell'anno. Il posticipo della Serie D potrebbe permettere ai giallorossi di fare un balzo in avanti e portarsi a ridosso del treno delle prime in classifica che hanno giocato ieri. E adesso vediamo i vostri presepi.
Alle 21:15 consueto appuntamento con Focus. Gli ospiti di questa sera sono Stefano Dall'Agata, Alberto De Franceschi, Mario Fabris, Michele Favero, Marzio Favero, Franco Roccon, Roberto Tonellato e Francesco Vianello. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano. Grazie per averci seguito, buona serata e una buona Epifania da Rete Veneta.